Agrigento domani venerdì 31 gennaio al comitato elettorale del candidato sindaco alle prossime amministrative Franco Miccichè alla Viale della Vittoria 315 alle ore 18 si svolgerà un altro incontro tematico su turismo, servizi ed eventi. Franco Miccichè invita i concittadini a partecipare al confronto utile a redigere il programma amministrativo. Domani venerdì 31 gennaio ad Agrigento, al comitato elettorale di Franco Miccichè, Viale della Vittoria 315, un altro incontro tematico, occasione di confronto con la città. Sì, domani faremo il quarto incontro tematico, si parlerà di turismo e naturalmente tutti i servizi collaterali al turismo. Agrigento sarà denominata Agrigento città dell'accoglienza, quindi io voglio che tutti gli operatori turistici, tutti i competenti del settore, ma anche tutti gli agrigentini che hanno da suggerire o darmi dei consigli, sarà utilissimo perché mi servirà poi per stilare il programma proprio per il settore del turismo. Come ho fatto nelle altre sedute, negli altri interventi, ho preso appunti e ho iniziato già a studiare e a scrivere proprio il mio programma elettorale, che si baserà essenzialmente su quello che i cittadini consigliano o quello che i competenti del settore mi consigliano. Dottor Franco Miccichè, lei è un medico, è già in campagna elettorale, perché si spende come candidato a sindaco della sua città? Sì, io già sono in campagna elettorale, sono un medico e proprio forse lo spirito di medico mi ha suggerito e mi ha spinto ad affrontare questa avventura. Mi spendo perché voglio fare politica per la mia città, ma politica si dice in senso diverso fino a come è stata fatta forse fino ad ora, ma alla fine io penso che sia la vera politica quella che voglio fare. Politica, polis, città. Aristotele coniò questo termine, proprio ispirandosi alle esigenze della città. Io sono un medico, ha detto bene, sono alle porte della pensione, non ho interessi politici, non ho nulla da avere o da sperare dalla politica, però una cosa è certa, quasi tutti ci lamentiamo a destra e a sinistra di qualcosa che non va, però nessuno mai ha fatto un passo avanti. Io da cittadino, col mio senso civico e anche dall'esperienza biennale di assessore alla città di Agrigento, mi sono sentito quasi, non dico in dovere, ma mi hanno suggerito, e anche io ho accettato il suggerimento, di scendere in campo e vedere se le mie capacità organizzative, di medico sì, ma anche di imprenditore nella sanità, e quindi conoscendo i meandri e conoscendo anche i sotterfugi per poter portare avanti una buona amministrazione con tantissimi sforzi come tutte le amministrazioni comunali. Quindi vediamo se riesco magari a dare un contributo alla mia città e a dare anche un minimo di svolta o aiutare i cittadini in quello che fino ad ora non sono riuscito a ottenere.